Benvenuti e benvenute a tutti, buonasera. Sono io, la presidente dell'associazione Paschetta Zau. Sono lieta di aprire questo pomeriggio ospitando l'Assemblea Nazionale Sarda. Abbiamo appunto chi ha studiato con rigore e passione, diciamo, questo periodo, lo storico Maronnis. Abbiamo Manuel Mureddu, che c'era prima ma adesso non c'è più, che sta arrivando. E niente, direi di passare la parola immediatamente ad Amedeo Casula, del socio dell'Assemblea Nazionale. Ci spiegherà un po'. Esatto. Dai, grazie. Buonasera a tutti e benvenuti. Come tanna Anna, torniamo grazie intanto proprio a questa socio di Paschetta Zau. Noi siamo l'Assemblea Nazionale Sarda, un associo che in questa ardie siamo medio impegnati in attività, eventi su chi tocca la Sardegna. Questa è una coincidenza poi che in questa ardie è scapitata per la rivolta del Zuconnotto, quindi poi Omar Emanuele andrà sicuramente a spiegare meglio su questa relazione che beste tra la rivoluzione sarda e poi tutto ciò che beste capitava a posti che su Connotto vinse la ribara grazie a Deledda che schimo scoccano rugano soschentano del premio Nobel. Noi schiesiamo siamo un associo siamo organizzato in assembleas territoriali speri naturalmente teniamo per Annugoro, ma oltre a Annugoro quindi tutta la Sardegna teniamo a Zaffari, Mandrolisai, in Durgali, in Aristanesi, in Castello, in Sulcis e teniamo soci speri fuori da Sardegna, quindi teniamo l'assemblea territoriale che smuti di sterro. E poi trattiamo su argomenti che teniamo a coro, che nordolene, come potete essere la limba, che noi scriviamo a mantenere e a imparare. L'ambiente, la cultura, noi stiamo eventi e cerchiamo di creare una coscienza nazionale. E lavoriamo appunto a valorare la cultura, la storia della Sardegna. In Nugoro non è capitato già una paia di volte che speri eventi come tornare a aumentare per i personaggi che hanno dato lustro a Nugoro e tutto. Nei 2 anni abbiamo usato questa passeggiata e si è detto giudizio, quindi sul libro che sta scritto Salvatore Esatta e la contiamo in sardo, quindi questo è tutto per adesso non soltanto, però adesso che non si aggrada a facchere. Poi si crede di scrivere cose in più con lo schermezzo, abbiamo posto una musichetta, battere i soci che possono dare informazioni, guardare su contatto social e come te lo sagattare in internet. Io lascio la parola come a chi è toccata, naturalmente si deve bene per ascoltare isso. Ok. Salute a tutti, benvenuti pro questa dovio. Torro grazie a su socio Paschetta Zau che nos ha dato la possibilità di essere che oggi proprio a dire che si ammentano si ammenta questa ribellia del suo popolo nugoreso. E chi me cosa prendeva a vedere a Omaronnis e a Manuele Mureddu a fare che abbiamo un percorso si può narrare mogende da storia da Zucchi è scapitato a dire ma proitte è scapitata questa die ite batta chi va che capitare questa ribellia però toccare però un altro argomento che è l'argomento della cultura i TV Nugoro a tempo dettando proitte galuoies ammentano as personalidades da esos poetas a sos artistas che tanto hanno
fatto manna sa vita che è diventata apostisi sa città di Nugoro. Andiamo che moghimus da un personaggio che dà suo nome a questo sozio che è Paschedda Zau, che sa avuto una femmina del suo popolo, stava in Santo Predu, fito una femmina che pattia a me da che aviti viuda, ha una famiglia manna, depiata a andare avanti su una famiglia vinde che vizzoso, in prusa a suo babbo peri in domo e dunque in tempo che isa deppia traballare per mandare avanti sa famiglia e fin tempo de gana, fin tempo de pattimento e quando viete che vizza questa possibilità di questa poca possibilità di caiata de dare a manicare a sul figlio questa possibilità di che aiata di andare a su monte o a Furrio a boddire mulatta, Buzzu o a si collire una paia di cantordelina per lui sa ziminera, per lui su vocu insomma però è questa cosa che gli permettiano di non morire di sagana cattando bei gente che moria di sagana Zaccaristia vittima Annaberu Paschedda Zau chi vite una femmina si conta tanana insomma chi vite una femmina vinza chi va a vedere papà non fide pacca sparagula una femmina possiamo pensare voi la potete immaginare questa femmina pensando a sa famiglia pensando a sa cosa de fittiana de cada diesi ha gana di stare a controllare il fatto desarvichina e dunque scandabidu chi sa vita sua venendela a mancare a Beru sormezzo de sussistenza il sindaco dei Cresia fa che te su capopopolo e dunque sarebbe lì a mo' che dai una femmina dai Paschedda Zau è scontata questa die questa di appare scrivi domenica vinza scusa die del 26 di aprile del 1868 e contata questa die un poeta nugoresu che è Bobore Rubeddu lo contata in una maniera particolare che in questa poesia passo a su connottu che è un poco in sardo, un poco in latino che Bobore Rubeddu viti una persona che studiata al libro come tesinata no? Criticava a Meda sos principales, sa Cresia, viti anti-ecclesiastico e su contata questa rebellia desa gente nugoresa in una maniera particolare volevo pezzi proprio sos primos versos de Passio a su connottu cantos e penar de Nugoro in illo tempore dixit Paschedda Zau a su connottu e Tonia filia eius arge muntonariu non sun sorbener de babbu tuo et mater veni retro Toniam sa cosa l'isperto Deo et exhorto ivita domum Martoni que appellatur domum communalem et tibi afferravit papiros cum dentibus exclamans ecco Susamben de su poveru e sa dunque sa moghete si chia dai atero malassortaor disamparaos che a issa è andata a sa domo comunale che sta pacutretto dai nocche che gettana sa Ianna e intrana e brusiana sos papiroso questo papiroso che l'ana vocau su pane dai vucca questa è Paschedda Zau una femmina normale, una femmina comune che non pensava certo di colare a si storia noi soie cherimus ammentare questa femmina che ha fatto si storia magari una storia che li scrivo no, si storia la va che ne sorvinchidores e forse non che dimentichiamo invece desa gente, desa persone che a Paschedda Zau che in un tempus
chi vini mescamente sosomine scasinana, no? Sosomine chi va che in sa guerra, chi va che invece in Nugoro una femmina è andata a pedire esor dirittoso che aiana più vinzas a poco tempo prima, ma dirittoso chi sono esor dirittos chi siamo spedinde oie purus bi pessaese, che pessae oie a su prezzo desa benzina o desu gasolio e a pessae a chi traballata, che viazzata e non può pagare un prezzo gaiarto, dunque una cosa normale, no, di attessere. Ecco, tanto mancare non fissi il prezzo del gasolio, ma viti a bere un canto e pane. E tanto deo come quello nesa paragola a Omar, che Omar non scontata da dove sta arribata questa rebellia. Che noi è naschia da una dia satera, chi paschedde e sosatros che sono andati a su comune e hanno fatto disaccatto, si sono pesati su Manzano. No, este a vero un conto che arriva da Enedda e dunque come Omar non fa che te non scontata di questa storia. Buonasera a tutte e tutti. Sì, ci siamo messi questo problema. Come facciamo a collegare su Connottu, Paschedazzau, con Sadia de Sardegna e con Grazia Deledda? Ci sono dei legami? C'è qualcosa che collega questi tre elementi della nostra storia? In realtà sì. Il problema è che per lo più non ne sa niente nessuno, ma nel senso che, come sapete bene, la storia sarda non si studia generalmente a scuola, non appare neanche tanto a livello di public history come succede in altri paesi, c'è molto poca divulgazione storica in Sardegna e spesso siamo avvinti da narrazioni, diciamo, un po', come dire, a volte un po' megalomani, perché dobbiamo riscattarci in qualche modo da quello che ci hanno un po' inculcato, no? Di essere una terra senza storia, di una terra senza importanza, marginale, piccola, lontana. E quindi quando scopriamo qualche elemento del nostro passato che invece ci appare significativo, allora lo enfatizziamo a dismisura. Oppure viviamo nella depressione più nera, proprio in Sardegna non c'è niente, non è mai successo niente di importante, eccetera. In questi giorni invece, per una combinazione casuale, cadono diverse date significative. Una è quella di oggi, su Connottu, Nugoro, 1868, Paschedazzau. Un'altra è Sadia de Crasia, su 27 di aprile. Il 27 aprile 1937 muore a Roma Antonio Gramsci. Anche questa data fa parte di questo trittico, diciamo così, preceduto tra l'altro dal 25 aprile, quindi siamo in un periodo di ricorrenze significative. Morte di Nino Gramsci, e poi il 28 aprile è la ricorrenza Sadia de Sardegna, che si ricorda il nostro 14 luglio, diciamo, no? Muore col biglietto, giustamente come ricorda Manuele, col biglietto per tornare in Sardegna. Gli stavano già allestendo la casa a Sant'Lussurgiu, letteralmente, le nipoti, quando arriva la notizia della morte. Cercano anche di nasconderla al padre, c'è tutta una scena anche drammatica, quasi teatrale, in cui la nipote più giovane, che doveva fare la guardia alla stanza del babbo perché era malato, si allontana un attimo per andare a bere un bicchiere d'acqua in cucina. In quel momento qualcuno dal basso sale nella stanza del padre di Antonio, di Nino, e gli dà la notizia della morte del figlio, e lui, il padre, impazzisce, urla, me l'hanno ucciso, insomma, una scena veramente da teatrale quasi, no? Nella sua drammaticità. E poi il 28 aprile, dicevamo, Sadia de Sardegna, festa piuttosto detestata da tutto l'establishment sardo, a cominciare dalla politica, e non per caso, è invece un elemento assolutamente significativo a livello simbolico, a livello di ricordo, perché è il simbolo di tutto un periodo, il periodo rivoluzionario sardo, che non è neanche il famoso triennio rivoluzionario di cui si parla, è un periodo molto più lungo, che inizia con la difesa, l'autodifesa della Sardegna contro l'attacco militare dei francesi nell'inverno del 1793 e finisce nell'autunno del 1812, con l'ultimo tentativo di rovesciare
sorti politiche dell'isola con quella che è passata alla storia come la congiura di Palabanda. Condanne a morte terribili, persecuzione di tutti i cosiddetti angioiani, Angioi stesso che muore in esilio nel 1808, povero, solo, malato, lui che era stato uno degli uomini più potenti della Sardegna e forse il più ricco del suo periodo, e insieme a lui tanti altri che hanno sacrificato tutto per cambiare le cose in meglio e non per guadagnarci loro personalmente, non c'avevano nulla da guadagnare, c'avevano tutto da perdere. Cosa viene fuori da questo periodo? Perché lo possiamo collegare alla fine con Zucconnottu e per certi versi anche con Grazia Deledda? Perché dalla fine del periodo rivoluzionario sardo emerge la Sardegna di oggi sostanzialmente, cioè tutta una serie di dinamiche, di rapporti di forza, anche di problemi che ci trasciniamo appresso da un sacco di tempo, hanno una radice profondissima e fortissima, purtroppo ad dolum anno nostrum, in quel momento. La reazione in Sardegna è governata dal viceré Carlo Felice, che rimane in Sardegna fino al 1816, con il suo comandante militare Giuseppe Pes di Villamarina, col giudice Valentino, tutto l'apparato di repressione e di controllo asfissiante sulla vita sociale e politica della Sardegna. Nel 1816 il console francese in Sardegna scrive una relazione in cui indica, intanto si dice estremamente stupefatto delle condizioni penose dell'isola, che lui descrive come una terra al centro della civiltà europea. No, per noi la Sardegna è un posto lontano, sperso, per lui era un'isola al centro della civiltà europea. Dice: com'è possibile che questa terra sia in queste condizioni penose? E lui attribuisce la responsabilità al governo, la Chiesa e il regime feudale, che era ancora in vigore, perché purtroppo la rivoluzione era stata sconfitta e quindi non era stato abolito il regime feudale. Sarà abolito poi negli anni 30 dal re Carlo Alberto, ma capite che è diverso se è una rivoluzione di popolo che abolisce un ordine costituito, come volevano fare i villaggi del Logudoro quando firmavano i patti di unione, no? Dicevano: noi non riconosciamo più nessun feudatario. Una cosa è che questa cosa venga fuori dal basso, dal popolo, dalle persone che la subiscono, questo regime. Un'altra cosa è se è una decisione calata dall'alto. Tra l'altro il riscatto dei feudi fu fatto pagare alle popolazioni stesse. Quindi le popolazioni che erano soggette al regime feudale furono anche quelle che dovettero sborsare, dovettero pagare per liberarsene. In quegli anni, siamo negli anni 30, era già entrata in vigore quella che noi conosciamo come l'Editto delle Chiudende, che è del 1820, è uno degli ultimi atti del re Vittorio Emanuele I, e che però dispiegò i suoi effetti soprattutto negli anni 30. Ci sono cronache di ribellioni locali, di grandi proteste. Perché? Perché le chiudende cosa significavano? Significava che chiunque potesse cingere, recintare un pezzo di terra e quello diventava suo, in proprietà piena, perché prima c'era il regime invece della proprietà indivisa, cioè tutti i centri abitati rurali, a parte le città, vivevano nel regime dell'abidattone, ossia una proprietà indivisa comune delle terre agricole del paese, a parte qualche pezzo di terra chiuso, tipo le vigne, i frutteti, eccetera, ma in generale dove si doveva piantare il grano, legumi, eccetera, quello era una proprietà di tutta la comunità e si estraeva a sorte tutti gli anni a chi toccava un lotto, a chi toccava un altro lotto, eccetera. Questa cosa viene completamente abolita dalle chiudende, già quello è un primo trauma per le popolazioni locali. Perché? Perché significa che si impone un regime economico completamente estraneo, ma poi di punto in bianco, togliendo letteralmente a molte famiglie la possibilità di sostentarsi. Nel 1836-38 viene abolito il feudalesimo, come dicevamo, e sono gli stessi anni in cui Nuoro diventa città, perché al tempo c'erano ancora le famose 7 città regie ancora, no? Il titolo di città è un titolo formale, non è una cosa che uno dice vabbè da oggi noi siamo una città, no, non funziona così. Nuoro diventa città nel 1836, comincia a essere un centro importante del circondario, era già diocesi, ma tutto il periodo del 1800 fino al 1868 è un reiterarsi continuo di ribellioni popolari, di proteste, di manifestazioni, fino alla perfetta fusione del 1848, quando la Sardegna era in completo subbuglio. Il 1848 è l'anno delle rivoluzioni, ma nessuno ci racconta che anche la Sardegna era in un momento
pre-insurrezionale, c'era la gente nelle piazze, si aspettavano le riforme, chiedevano le riforme a gran voce. Un gruppo di principales sardi, che tra l'altro avevano approfittato delle chiudende, ma e anche dell'abolizione del feudalesimo, però erano stati pagati anche in buoni del tesoro, in quel momento le casse del regno erano abbastanza vuote, quindi questi avevano anche paura di rimetterci, avevano organizzato una delegazione informale, senza nessun mandato formale né da parte del Parlamento sardo né di nessuno, erano andati a Torino, da Carlo Alberto, gli avevano detto: ascolta, perché tu sei re di tutti, è inutile che abbiamo questi stati separati, perché il regno di Sardegna, questo bisogna che lo sappiamo, il regno di Sardegna era la Sardegna, ok? Il re di Sardegna era Savoia, ma il regno di Sardegna era la Sardegna. Gli altri stati dei Savoia erano altri stati, c'era il Principato di Piemonte, il Ducato di Savoia, c'era la Liguria, l'ex Repubblica di Genova, e in quel momento gli viene chiesto di unire tutti i possedimenti sabaudi in un unico Stato. Cosa pensano di guadagnarci questi qui? Pensano di guadagnare un ruolo più importante. Diventiamo importanti non solo in Sardegna, ma addirittura a Torino, diventiamo la classe dirigente. Chiaramente dopo mezz'ora si rendono conto che è stata una fregatura. Poi nel 1848, a parte la fusione perfetta, c'è la concessione dello Statuto Albertino, cioè della prima Costituzione, e lì muore, finisce definitivamente il Regno di Sardegna, storico, quello fondato dagli aragonesi, eccetera, eccetera. Finisce lì. Okay? Poi il nome rimane fino al 1861, ma stiamo parlando di un'altra cosa, è proprio un altro Stato. E in tutto questo cosa succede con la fusione perfetta? La Sardegna non ci guadagna niente, anzi viene applicato il fisco piemontese alla Sardegna con criteri completamente alieni rispetto al territorio sardo, alla sua economia, alla sua demografia, eccetera. La Sardegna è comunque in un momento di estrema agitazione, tant'è vero che viene richiamato Alberto della Marmora, che era già praticamente in pensione, in congedo, e gli si dà il ruolo di commissario militare straordinario per riportare la pace nell'isola. Anche in Sardegna vivi bulluzzu, ci riesce a fatica, tant'è vero che un paio d'anni dopo devono nominare un altro commissario straordinario per mettere le cose a posto, e da lì in poi è tutta una serie di ribellioni, proteste, eccetera, 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 che però rispetto al periodo rivoluzionario hanno una differenza fondamentale. Non c'è una leadership che abbia una portata politica, intellettuale, teorica in grado di guidare questi moti popolari e che si metta al loro servizio. Mentre la leadership rivoluzionaria sarda aveva accolto il ruolo di guida del popolo, ma mescolandosi con i problemi del popolo, tant'è vero che era stato scritto un catechismo politico in sardo, in versi, una cosa che tutti potevano cantare, su patriotto sardo a sosfedatario, è un catechismo politico, però scritto per il popolo, che il popolo potesse fare proprio, capire, interiorizzare, riprodurre. Erano 47 sestine scritte in ottonari che si potevano cantare a gozo, una modalità di canto praticamente pansarda, molto popolare, e parallelamente c'era scritto un altro documento fondamentale che era l'Achille della Sarda Liberazione, che però aveva gli stessi concetti identici di Su Patriottu Sardu, proprio li potete leggere in modo sinottico, però era scritto in italiano, quindi rivolto alla classe dirigente, non solo sarda, era scritto per articoli, per punti, con una terminologia specifica, filosofica, giuridica e politica. Questi due documenti erano concepiti dallo stesso circolo di persone, al 100%. Questa è una mia ipotesi, ma sono disposto a giurarla anche in tribunale. Questa leadership non esiste più in Sardegna. Arriviamo al 1868, perché Gesù Connuto? Cosa sta succedendo? In Sardegna c'erano dei deputati, dei rappresentanti, diciamo, del popolo, in realtà dei principales, al Parlamento, che tra cui Asproni, eccetera, che protestavano perché in Sardegna il governo non aveva previsto nessun investimento infrastrutturale, in particolare si chiedevano le ferrovie. Le state facendo sul continente, le vogliamo pure in Sardegna. Il governo e il Parlamento avevano risposto: non ve le faremo mai le ferrovie in Sardegna, perché servono solo a voi. Perché lo Stato deve investire in Sardegna se servono solo i sardi? A Furareia. Questo è il problema. Per finanziare, per finanziare tutto questo investimento nelle ferrovie tra il 1863 e il 1865, alla fine il governo cosa decide di fare? Decide di
privatizzare gli ultimi residui di quegli usi civici, di quell'uso condiviso del territorio comunale, per pagare le imprese straniere, in particolare inglesi, che dovevano realizzare le ferrovie. E questa è la famosa abolizione degli ademprivi. Uno dice, ma che cavolo sono questi ademprivi? Erano ancora i diritti civici che gravavano sul territorio comunale, per cui una povera vedova come Pascal Dazzau poteva uscire di casa, andare al monte, andare in campagna, raccogliersi l'erba, prendersi la legna, raccogliersi i funghi, e tutte le cose che integravano il reddito familiare, chiamiamolo così, ma in realtà era proprio cercare il cibo, cercare letteralmente il cibo. Questa cosa chiaramente getta nella disperazione intere famiglie. E questa cosa è la solita imposizione dall'alto, tant'è vero che cosa succede? Un sindaco si dimette subito perché non vuole averci a che fare, l'altro firma l'ordinanza e scappa. Perché? Perché sapevano bene cosa significava questa misura, no? E che cos'è la Nuoro di questi anni? Adesso poi lo facciamo dire meglio a Manuele. Era un posto sperduto, quando si dice Grazia Deledda nasce in un posto così come un fiore nel deserto, un miracolo della natura, questa grande scrittrice che nasce in un postaccio arretrato, ignorante, eccetera. Ma siamo sicuri che la Nuoro di quegli anni fosse così? E Grazia Deledda che legame ha con tutta questa vicenda? Perché la famiglia di Grazia Deledda era una famiglia principale. Lì sulla lapide della casa sua c'è scritto in quest'umile dimora, ma umile itte, bete dommo. Non era umile manco per niente, il padre era stato sindaco, insomma, tra l'altro si era accaparrato un po' di terreni, lasciamo stare, vabbè, tra l'altro aveva anche mezzo disboscato l'ortobene, insomma. E però, e infatti Grazia Deledda non ne parla di Pascal Dazzau, che io sappia non credo che l'abbia neanche mai citata, neanche in privato, e però lei nasce lì, nasce 3 anni dopo su Connottu, qua, cioè nei posti, quindi praticamente su Bichinau. E che cos'era questa Nuoro? Qual è il movimento? Cosa succedeva in Sardegna? Che cultura c'era a livello popolare in Sardegna? Tutti degli ignoranti analfabeti? Sì, forse erano analfabeti perché a scola si imparava l'italiano ed erano l'1% della popolazione, ma la cultura popolare sarda era fortissima nell'Ottocento, perché noi conosciamo i grandi poeti, eccetera, ma in realtà era una cultura diffusissima, la cultura della poesia era la lingua quotidiana delle persone, letteralmente. Okay? E quindi immaginatevi questo movimento in cui la parola ha questa grandissima importanza, la creatività linguistica, la capacità di esprimere concetti anche complessi in termini figurati. Pure le maledizioni sono delle storie meravigliose in Sardegna e a Nuoro non meno che in altri posti. Per dire, infatti Grazia Deledda però questo lo dice, io ho imparato tutto da questa gente, non solo dai libri che leggeva. Quindi cerchiamo di vedere come era la Nuoro di quel tempo e quali erano i fermenti che poi daranno vita a quella che poi dopo verrà chiamata l'Atene Sarda e tutto quanto. Anche su questo Manuele forse ci chiarirà un po' l'idea. Quindi questo è un legame che ci può essere partendo dalla rivoluzione sarda fino a Grazia Deledda. È un problema enorme. Ancora oggi il discorso della separatezza quasi antropologica tra il ceto medio istruito, diciamo così, e i ceti popolari. La distanza linguistica che è stata creata artificiosamente tra chi conosce l'italiano e chi conosce il sardo, e il sardo chiaramente era la lingua della povertà e dell'ignoranza, no? Quando invece sappiamo che era anche la lingua della produzione artistica, della poesia, anche più alta. Cerchiamo di chiarire, sono più le domande, come vedete, che le risposte, però è bene che ce le facciamo, partendo però chiaramente dalla conoscenza della nostra storia, che non è una cosa che possiamo dare per scontata. Quindi con questo concludo e lascio la parola a Manuele. Insomma, abbiamo compreso che, come Tanna Omar, Nuoro non fitti, insomma, una vita che posta male, si pensiamo a sa cultura. Certo, Sagana bivitti e questo la munnau. Devo pro introdurre su Catannarre Emanuele che io leggere una poesia di un altro nugoreso, poeta, Vamau, chi este Pascale de Sanai. E bollego ribellione, proitte poi la zesa comprende scando va vedata Manuele. Si tinde a mentar lia
Cucinado tapo in totus a sarzas connoschidas e sarmassidas tuas coloridas apo accudar de gloria simizado. Tappos a testa brunda coronado, girende in sas campagnas fioridas. Tappo puru promissu milli vidas tales cherer d'amore vaedado. Ma como, istraccu de tinarrer dea, mi ribello a sarcadica manera de ti cherer amare chinsidea. E solo, tapanarrer d'orfaeddo scarose, sa consentis, grasa sera, tapaddare un vaso a pitticheddos. E questo vaso a pitticheddos, no che Pascale De Sanai a Beru fa che tu una rivoluzione della poesia, che sa donna angelicata di ammunnarre, che in un termine che abbiamo studiato in scuola, su come non l'anda pur bene, è nata deo che so istraccu de tamare pezzichi in sidea, e li chiede dare due vasos a pitticheddos, e questo puru è a Beru di una novidade manna meda issa poesia, e in prusi scrivete in nugoresu. Dunque ha una rebellia a vincer dai suo punto de annottu desa limba, che si scrivia sempre in logudoresu, sos poetar de su connottu cagai losana battizzaoso, scrivono in nugoresu. Si tornano a appropriare desa limbissoro, vincasi sa poesia. E tornata chi su cannau Omar, chi sa limba erde in porto, vincasa in questo conto, in questa storia, e in su chi come posata a contare Manuelle. Buonasera a tutti cantos. Non fa che mai errore in vita vostra di posponere ultimos a negoziare in uno. Catto, a un certo punto, non morduoso, dopo 2 settimane, a un certo punto no. Poi questa cosa vuole tornare Emanuele. E questa cosa pure vuole tornare Emanuele. E come vuole tornare questo tutto? Poi se non vuole tornare, Emanuele non l'ha nada, cosa che non si fa però. Comunque, proviamo a andare a scaricare cosa, sperando che possa essere interessante. Partiamo dalla fine. Su carro da Canzello, Pacusona, andata bella bello, pasa pasa, tuccata all'inna oie e ghira a casa, ma assunessi ghira all'inna bona. Questa poesia da Canzello, poeta nugoresu Porcu, nepote di zio Daga, babbo, professor nugoresu di zio Nicola Porcu, che abbiamo conosciuto tutto canto, è una poesia già del pieno Novecento, e te contata questa poesia. Su carro de Canzello Pacusonata, cioè non bitirreata, andata bella bello, pasa pasa, tuccata l'inna oie e ghira a casa, ma sunessi ghira l'inna buona. Questa la cantava sempre questo zio qui, abbiamo sempre la fortuna di cantare a me da tenore, una die gli ha potuto mandarla, zio va, ma questa cosa, babbo va che a carrulante, pro questo mi piace, che ormai scaian serrau tutto, e salinna pro campare, non si poteva fare, tanto toccava di entrare, il sorlo così soro, però sorlo col mezzo, su cui si impari, su cui tranquillo, se lo si terminava nisso, e poi bagliano a guardia, a vagare a guardia di tutto si terminava, e tanto toccava di andare su espertissimi, tanto, untare bene a rodas, andare a bello, che toccava di colare su espertissimi, su carro de Canzello, Pacusonata, però non si fa che intendere, andata bella bello, pasa pasa, e piccheria sul tempo che piccheriate. Tu Catalina oie e ghira a casa, ma sunessi ghira l'inna buona. Questo non fa che comprendere che questo sistema che nos ha contato come Omar è sta arrivato praticamente fino a noi. Come cerchiamo di rispondere a tutti, come Manuele, posate negoziare di questa cosa. Marcata al suo, noi abbiamo registrato tutto. Su VAR, che è nata, io non sono un esperto. Noi non siamo noi Nugoro, non siamo riusciti a confrontare però un bello tretto lungo che nattera una casualità, fino precedentemente alla surgere di Nuoro come capitale di provincia, come capoluogo di provincia, hanno sconfrontare chi in custoso attero strese, capoluogo di provincia, in Sardegna,
che sono Casteddu, Aristanisi e Tattari. Casteddu, Aristanisi e Tattari e Nugoro. Casteddu, Aristanisi e Tattari hanno una cosa importantissima a comune, che Nugoro non ha, ma minimamente. Casteddu, Aristanisi e Tattari sono stati capitales de 3 stados indipendentes. Giudicato d'Arborea, giudicato di Torres, giudicato di Calaris. Nugoro, questo è esattamente perché non l'iscritti nel confine tra giudicato di Torres e giudicato d'Arborea. E qua facciamo anche un po' di satira politica medievale. Nugoro giudicato di Torres, Uliana giudicato d'Arborea. Poi diciamo durante la guerra di liberazione, Gaisa, quella fatta dagli Arborea, una guerra di liberazione perché estendono i diritti, non importano il feudalismo d'altronde, ma estendono i diritti. Entriamo nell'orbita ovviamente Mariano IV d'Arborea, del giudicato d'Arborea, però questa è la storia nostra. E noi sappiamo, cara cara, che in questa arbida che ha una storia millenaria di stratificazione di potere, questo Vidizzolo, che per varie ragioni complesse, come vi contarne Omar, benita essere più importante, non è manco lì schimusto tu canto, no? Quando c'era il sistema feudale, noi stavamo nel marchesato di Orani, quindi diciamo la città a capo del marchesato, il paese a capo, il comune a capo del Vitorane, non fin Nugoro, poi cadono i feudi, li schiamo tutto sul conto, cadono i feudi, dalle baronie salgono alcune famiglie, è un po' più complessa di così, ma succede anche questo, dalle baronie salgono delle famiglie estremamente forti, estremamente importanti e ricche, anche perché il marchesato di Orani è rimasto completamente sguarnito dei suoi feudatari che riscuotevano e basta, tanto che non so se gli ultimi 2, forse addirittura gli ultimi 3, manco bicolano in Sardegna, non sono sardo se manco bicolano in Sardegna. Invece ci sono feudi in Sardegna che, benché la gente che è sfruttata, sono ricchi, sono ben coltivati. Basta pensare tuttora alle tanche intorno ad Alghero, alle tanche a nord di Cagliari, tutte le tanche intorno a Sassari, che sono tanche feudali ricchissime, ultra ricche. Dunque a Nugoro si sapata in questa maniera e si sapata a vacche crescere da esunudda tutta una serie di classi sociali che erano già consolidate da secoli negli altri posti. Quindi, per esempio, una nascente borghesia. E la nascente borghesia di Nugoro, una borghesia estremamente rampante, estremamente interessante, estremamente intelligente, che è ammanicatissima naturalmente con tutto il potere economico interno alla città. Ma c'è questo particolare stranissimo di Nugoro, cui da una parte sono ultraconservatori per ciò che riguarda l'economia, ma dall'altra parte, per cercare di marcare il passo con tutto ciò che li circonda, sono ultraprogressisti su questioni culturali, su questioni addirittura di aperture verso campi che sono tuttora oggetto di battaglia. Basti pensare che il primo medico condotto del Regno d'Italia è a Nuoro. Donna, scusate naturalmente, se no non aveva senso la mia frase, scusate. Il primo medico condotto donna è a Nuoro. C'erano già state delle dottoresse che però lavoravano all'interno, diciamo, degli ospedali, quindi sotto primario, giusto? Invece il medico condotto è padrone di se stesso. Adelasia Coco, famiglia nobile altolocata sassarese, tanto che gli danno il nome di Adelasia di Torres, la regina, tramite una serie di amicizie, tra cui l'amicizia con la famiglia di Grazia Deledda, riescono a introdurre questa cosa qua. Nuoro nasce, Nuoro diciamo come spirito, nasce indubbiamente all'ombra di Suconnotto. Tutto ciò in cui oggi noi ci riconosciamo come nuoresi parlando culturalmente, quindi la Tenesarda e tutta questa roba qua, nasce all'ombra di Suconnotto. Non è un caso che i poeti che citava Maria Antonietta vengono chiamati i poeti di Suconnotto, che non sono semplicemente dei poeti che nascono
in quegli anni, a parte che qualcuno nascerà successivamente, ma respirano quell'aria di lotta e soprattutto creano una cesura all'interno della poesia logudorese, creando la prima e unica enclave storica linguistica all'interno della poesia logudorese, ovvero la poesia sarda ha nel centro-nord la poesia logudorese che diciamo ha due stelle polari. Una, per chi è appassionato di poesia, è Jeronimo Araolla, come che ricordano la vecchia Strupulonga, che è un poeta del 1500, l'altra è la poesia improvvisata, che tuttora si canta ovunque in logudorese, anche da persone. La poesia improvvisata logudorese si canta sempre in logudorese, anche da nuoresi e tutto qua. Però c'è uno scarto, a un certo punto i poeti nuoresi iniziano contemporaneamente a parlare di cose diverse rispetto a quello di cui parla in genere la poesia sarda di quel periodo, e contemporaneamente iniziano anche a scrivere in sardo. Abbiamo il proto-poeta nuorese che conosciamo, no? Che è Ziudaga, a scrivere in nuorese, scusate. Abbiamo il proto-poeta nuorese che è Ziudaga, che inizia a inserire all'interno del logudorese il nuorese e inizia anche ad aprire la porta alle tematiche sociali. Lui, che è un contadino che travalla Tazzarona d'Anzena, scriverà la famosissima poesia Trista sa vida de su servidore Anzeno, dove racconta le situazioni terribili, per poi arrivare naturalmente a quello che ci ha raccontato Maria Antonietta, ovvero del Sanai, che scrive il Sabba, una storia che tutti, Mariena tutta storada, che conoscete tutti quanti, conoscete Aprile con i raggi del sole che incendiano e i contadini che pregano le Madonne, e le Madonne sono ribelli e non ascoltano, loro si arrabbiano nei confronti, no? È bellissima questa cosa a livello poetico, naturalmente è tristissimo, ma finalmente all'interno della poesia la voce del popolo diventa la voce principale. Non più si canta solo l'amore, non più si canta solo l'amore, tra l'altro, come dire, bianco vestito, come diceva il poeta naturalizzato sardo, diceva l'amore bianco vestito, idealizzato, ma si inizia proprio con ribellione di Pasquale de Sanai, Mirabello a sarcadica manera, de ti cherra amare chi si dea, e naturalmente amore e rivoluzione, andando sempre insieme dalla notte dei tempi, si muovono nello stesso passo. A un certo punto noi nuoresi abbiamo un problema, perché iniziamo a raccontarcela un po' troppo questa roba. Facciamo bene a raccontarla, facciamo benissimo a raccontarla, dobbiamo però inquadrarla bene. Tanto che a un certo punto, quando iniziamo a parlare di Atene sarda, cominciamo a bicravare in mezzo gente chi... allora, non so se si è sentito cosa ha detto Maria Antonietta. Se guardiamo in senso lato, possiamo aggiungere all'Atene sarda anche persone nate un secolo dopo. Questo è ovvio. Ma se parliamo in senso proprio, è un po' problematico naturalmente inserire persone che pure amiamo tantissimo come artisti e possiamo dire sono nate all'interno di questa civiltà che ha prodotto anche questo, ma appartengono a periodi decisamente successivi, come il tanto amato da me Salvatore Sata, per esempio. Però c'è un problema. La prima volta che viene citata l'Atene sarda, anzi le prime 2 volte, a distanza di poco meno di 10 anni, la prima volta, in entrambe le volte non viene mai citata come Atene sarda, ma viene citata come Atene della Sardegna. Grazie ad Eleda, Pompia, si chiede mi capovina al marcao data, vado a braccio, se volete vi dico le date. Grazie ad Eleda scrive una serie di articoli che poi vengono raccolti in volume. Questi articoli si chiamano Tradizioni popolari di Nuoro in Sardegna. Inizia a scriverli quando ha 21 anni, durano 3 anni, tra i 22 anzi i 25 anni li scrive, per essere ancora più precisi. E a un certo punto, in mezzo alle tante cose che scrive chi è benvenuto Zap, in mezzo alle tante cose che scrive, ci sono una serie di artisti che vanno avviandosi verso una relativa popolarità, questi artisti chiamano scherzosamente loro, e la città, l'Atene della Sardegna. Questa è un'informazione estremamente interessante, perché moltissimi degli artisti che noi abbiamo in mente quando pensiamo a questa cosa qua, anche qualcuno che io ritengo che c'entri, tipo Ciusa, però è troppo piccolo. Ciusa è troppo piccolo, non ha ancora fatto nessuna statua quando viene scritta questa roba. Non esiste nessuna statua di Ciusa quando viene scritta questa roba.
Gli unici due che tutti noi riconosciamo sempre quando parliamo della Tene Sarda, che sono attivi, tre se vogliamo mettere anche il musicista Gallisai, sono Gallisai, naturalmente Bustiano Usatta e naturalmente Antonio Ballero, entrambi più grandi di... Ma e allora qual è questo fermento culturale che ha prodotto queste personalità? Perché ci deve essere un sottostrato culturale che ha prodotto queste personalità. L'unica soluzione che mi viene in mente, ma senza essere particolarmente intelligente, è il fatto che queste personalità sono i poeti di Zuconnotto. I poeti di Zuconnotto. Casualmente, naturalmente è un caso, nella Tene Sarda citiamo sempre solo quelli che hanno scritto in italiano. Ma questo vi assicuro che è un caso, cioè è una sfida, devono essere sbagliati mentre stavano compilando le documentazioni. In realtà negli ultimi anni no, questa cosa non è più così, anche se andate nei siti ufficiali, come il sito del Tesinata del Morese, Azzudami, del distretto culturale, c'è anche del Sanai, Pro Carità de Deus, però sono cose recenti, molto diverse da come ce le hanno raccontate. E allora sarà il caso di iniziare a pensare, io qualche anno fa mi è capitato di scrivere la presentazione di un libro su Antonio Ballero, ho scritto proprio questa cosa qua, per capire questo tipo di arte, che affonda nella vita propria dei nuoresi del centro della Sardegna, bisogna capire come i nuoresi intendono loro stessi come sardi, in questo posto che questa cosa gli schimus totu cantos, non semus una villa, non semus una cittade, non comprendemos bene caule semus, chi è nata, no, però semus una cittade che ha battuto tutte le cose, in tre sé intendete questa cosa della vita, chi è nata, no, semus una vita uguale, però in tre sé intendete questa cosa, perché è così, perché siamo un ibrido, soprattutto perché tu sai che cosa sei confrontandoti, cioè questa è una pietra, quindi quella è un albero, no? Si confrontano, vedono che sono diverse, uno è il regno vegetale, uno è il regno minerale, e nella stessa maniera Nuoro si specchia con Oristano, con una storia millenaria, Sassari con una storia, con una stratificazione di potere, Sassari è incredibile la stratificazione di potere che ha, scusi Bazzer, mai passato 3 secondi, no? Stratificazione di potere che dà 2 presidenti e mezzo alla Repubblica Italiana, più il segretario del più grande partito comunista d'Occidente. 2 presidenti e mezzo, Segni, Cossiga e Saragatto, ovviamente che vi mesusardo, del Babbo, e Berlinguer. Cioè una stratificazione di potere politico, di borghesia, incredibile. E Nuoro però, in tutte le cronache, la città battagliera, con un livello culturale altissimo. Quindi è quella la chiave che Nuoro cerca che trova per, diciamo tra virgolette, usiamo questa versione, alzare la testa e far capire che cos'è. E dove la trova questa forza? Questa forza culturale di Nuoro, io su questa cosa non ho alcun dubbio, la brace che sta sotto non è, cioè sono gli elementi che la compongono, la poesia sarda in generale, i movimenti generali e ovviamente il malessere generale della Sardegna sotto lo sfruttamento peggiore che possa esistere, che sia mai esistito in quegli anni in Europa, tranne forse in Irlanda, stavano un po' peggio, però sul resto poche altre cose così, è la rivolta. È la rivolta. Ciò che cambia la faccia a Nuoro è la rivolta di Zuconnotto. E io con questo vorrei lasciarvi la citazione di Grazia Deledda. L'ho fatta, tra l'altro mi stavo dimenticando, nel 1910, quindi subito dopo, Loddo fa un articolo ispirato al testo di Grazia Deledda che si chiama L'Atene della Sardegna, dove cita questo, e anche lì è sempre Atene della Sardegna. Poi Atene Sarda non capiamo bene esattamente da dove spunti, ma comunque è bello, ci piace, suona bene. Ma quando diciamo Atene Sarda, che ricamo di non aumentare caleste, l'humus, qual è il sottostrato e quando è che noi diventiamo Nuoro, poi possiamo chiamare Nuoro città, Nuoro paese, Nugoro, quando è che diventiamo Nugoro? Noi diventiamo Nugoro, quando pesamo la conca e facciamo una ribellia, che è importante, che Galucommo dobbiamo negoziare. Grazie. Abbiamo vedere dunque al finzer de Grazia Deledda, qualcuno non sa da zeccare su chi nazzer de Grazia Deledda, però una cosa giusta
secondo me, è che vede più murmeledare meda sopra su chi ha nanau sia Tomar e sia Manuele, che se noi il galuoie possiamo narrare nuoro a tene della Sardegna esca certo su connotu a namusu a Pertunaghidu. E un'altra cosa importante è che fizente comune, fini Massaios o fizente chi Campadoria, che a un certo punto a ti separau de abbero andare ed è guerrare però su chi fiti una cosa che vi credia tabbero. È una cosa che a me mi dispiace meda, è che veniamo sempre da Atene della Sardegna, della cultura, e non dimentichiamo sempre che una cosa che tutto non vantana è una cosa che in meda si invidiano è proprio la limba, l'identità che non dà la limba. Secondo me questa è una cosa che a vero noi pro primo noi in Nugoreso non gli diamo su peso giusto, su peso che ha davvero questa cosa della limba. E a me mi dispiace meda che abbiamo un patrimonio, una scusoria, un'azienda manna che non dà proprio la limba nostra. Se siamo su galuoie, come siamo, è proprio che non abbiamo dimenticato la limba. Che la limba nostra ha contato un mondo, come te l'ha contato Rubedu, come te l'ha contato su connotto la rebellia de su connotto Rubedu, in sardo l'ha contata. E si galuoie noi amo a Paschedda e su coro, è proprio che non l'ha contata, che in cui da spacca sparagola, è proprio Rubedu, che essa sta andata a Kirkau a Beru de espressare su chi chiatti in coro chi sa limba sua. E dunque un'altra cosa che hanno Manuele è che come la tene i poeti o gli intellettuali sempre in italiano pensiamo a questa cosa il caso non esiste Manuele tu e poi un'altra cosa del ballero noi così bisogna andare a essa mostra che veste su man che è ballero posta a confronto o insomma posta a pare che in Pellizza da Volpedo ballero aperiti i suppuri sa pittura un aghidu che è sul divisionismo e che non ha nulla da invidiare a Pellizza da Volpedo, che studiamo di sul libro di storia dell'arte, certo, hanno un'amistà de manna, ma pro bonnarre scomente ballero non fi fora de su mondo, e commente Nugoro e son Nugoreso non fini fora de su mondo manco tanto. E che in questo tancamusu e dammo sa paragola, anzi sì, no, sa paragola. Lui così si deve introdurre, se no Gianluca Medas, che come toccata a Battive e a Sucoro de Nugoro. Noi siamo l'associazione Paschedda Zau, io sono l'associazione Paschedda Zau, con l'associazione Paschedda Zau siamo un gruppo di persone che hanno in mente un progetto che parte dal nostro essere consapevoli, che partendo, come si è detto, come si è detto prima, consapevoli che la storia è la base di tutto quello che progetterai nel futuro, quindi per questo è stato importante anche avere questa lunga introduzione. È vero che smonterò il mio spettacolo e lo rimonterò perché molte cose sono state dette, ma io dirò le mie cose così come le penso. Niente, insomma, quindi ci siamo. Accompagneremo il sole che lentamente ci abbandonerà, accompagneremo il sole, poi faremo un agape. Cos'è un agape? Una condivisione. Abbiamo portato qualcosa, un po' di vino, un po' di qualcosa di più di vino che si può mordere. Insomma, staremo insieme ancora, anche mangiando insieme. Io direi che Tonino faremo così. Tonino legge Pasca a Succonnotto, il coro introduce con un bellissimo canto, lo sentirete, meraviglioso, poi comincerò a lavorare e man mano che lavorerò lascerò spazio a diverse canzoni del coro di Nuoro che ha voluto partecipare quest'anno con noi e vi racconteremo un'emozione che non solo è il fatto in sé, ma tutto ciò che c'è attorno a questa emozione. Io direi di cominciare subito per non... Tonino, vai!
Passio a su connottu. In illo tempore dixiti paschedda zau. A su connottu. Et tonia filia eius argi Mario. Non sun sorvener de babu tuo. Et mater. Veni retro toniam. Sa cosa l'isperto Deo. Et exhorto ivi ad domum Martoni, que appellatur domum communalem, et ivi afferravit papiros cundentibus, exclamas, ecco, susambene de su poveru, et tonia porcu ivi tirionem sancti Petri gridans, iscubilae, chi non si pondan cussa basanta, et cum un acuto sermone omnes incitavat gridare, fora su cussizu, et tatana crudu in medio turbe arrissaviti codam fusi, dicens, andamus a su profeta, et Maria Antonia mamu iadinensis orfe balla anno serena sa limusina, et asinum lasciaviti in farina manducans, et dum regreditur, cum farina non inveniti, asinum mazzucaviti, et files dicebat, iami la popizzicada, et tonia ormena exivit, cum strale ad truncandum januam, et filius merita con fucile iviti, ad assaltandum truppam, ita filius Ghisao, qui cum capitano Venturi fuerant ad manus, et de montis iratus volebat furare bandieram, et cazzotum abuit in conca, et ferita eius sicuturibus sanguinem ischizinavat, et pintor cum bandiera nante turban ixiti, exhortans gridare a su connottu, et morita in finestra corbi gridavat ad Trudam, bae, iatarranzo Deo, et postea omnes iverunt ad Meriolam, et vinum ac riabitur, dices illa, a contu nostru.
Ok, eccomi qua, sono tornato. Benvenuti. La compagna Manu Mivelli in questa narrazione. Benvenuti nel cuore aperto di questa casa che si apre alla memoria, una casa straordinaria, una casa che vedete è bellissima, la bellezza sta attorno a noi a volte e noi non abbiamo occhi per guardare, perché ci costringono a guardare cose che con la bellezza non hanno nulla a che fare. Volevo cominciare questa mia narrazione, volevo cominciarla con un'immagine, poi mi fermerò perché voglio spiegarvi cosa è successo un giorno della mia vita, quando mi chiamò un certo Parodi, Marco, per fare uno spettacolo nel 1996. Voglio cominciare con una donna che esce la seconda domenica di Pasqua, il 26 aprile del 1868. Tutta la messa questa donna è stata irrequieta, agitata, accanto alla figlia maggiore che l'accompagnava, che le teneva la mano per fermarla perché tremava. La sua vita è stata un inferno. Da quando Berta Buccamele, paralimpio di professione, ha bussato alla porta della casa di suo padre per chiedere la mano, la sua mano, a nome di Salvatore Zau, più giovane di lei, di 3 anni. Gliel'aveva spiegato la nonna, sua nonna, le varie occasioni in cui nonna e nipote un tempo parlavano. Noi abbiamo un'immagine romantica dei nostri nonni che parlano ai nipoti. Oggi i nonni parlano ai nipoti, allora non c'era tempo, bisognava lavorare sempre, bisognava inseguire il sole perché portava via la luce, bisognava aspettare il sole perché portava la luce e non c'era tempo. E la nonna gliel'aveva detto in un giorno, quando l'aveva visto, quando era diventata signorina. Era rimasta impressionata perché era successo all'improvviso, mentre dormiva e si era vista le gambe sporche di sangue. Gli aveva detto la madre: meno male che non ci sono tuoi fratelli, da ora non vai più a scuola, da ora starai qui, non puoi più uscire. Verrà un uomo che ti chiederà in sposa e tu diventerai come tua madre, una sputatrice di figli. E così era successo. Nel 1828, 10 figli messi al mondo, 20 braccia laboriose per guardare i maiali, per fare i servipastori, per i signori, le zeracche, per le case dei ricchi. Perché questo succedeva un tempo, quando dovevi costruire il tuo futuro e partivi dalla natura. Poi lui era morto all'improvviso e amen. E cosa succedeva alle vedove di allora? Non c'era l'assistenza del comune, non c'era la pensione. Si è presa sulle spalle tutta la famiglia. I maschi li ha dati ai maiali e le femmine li ha date a servire per portare avanti il carro della vita. Ma quel 26 aprile assomigliava al giorno del giudizio per lei. Nella sua casa di Sacconza in via Azzuni si era data da fare senza una parola in più, perché le parole hanno valore. Le parole avevano valore. Se noi oggi fossimo a quel tempo, tutti quegli show televisivi dove la gente butta parole non esisterebbero, perché nessuno le guarderebbe, perché i vecchi direbbero hominedus obrantueus. Le parole devono essere come i dolci alla festa, pochi per tutti e buoni. Vedova, ogni momento della sua vita, anche dei vestiti, capelli raccolti dentro un fazzoletto, l'intero corpo davanti, magro, appuntito, avvolto in quel manto nero che non avrebbe tolto mai dalla sua vita, perché diceva: il lutto non è un vestito, un lutto è la morte del cuore e te la porti tutta la vita. Quel giorno sono andato a cercare un lavoro di ricerca sulla seconda domenica di Pasqua di quel periodo. C'era il buon pastore e lei quel giorno ascolta quel Vangelo che conosce a memoria, ascolta il prete che legge il Vangelo e scuote il capo, perché quel buon pastore non era mai passato e lei l'aveva atteso, lei pecorella smarrita dalla vita, perché potesse prenderla sulle sue spalle e darle quello che tutti i nostri vecchi aspettavano, costruendolo pezzo per pezzo, il futuro. Perché allora il futuro non era il processo di un progetto economico o di un piano di sviluppo.
era come il nido delle formiche, fatto di mollichine, piano piano, è costruito per dare qualcosa ai propri figli. E se noi pensiamo che hanno fatto uno studio su Sole 24 Ore per cui è evidente che noi non abbiamo lasciato niente, i nostri figli sono solo debiti, era più ricca Paschedda di noi, che ha consegnato il futuro ai suoi figli. Poi erano arrivati i piemontesi a un certo punto, in Sardegna, no, tempo prima, perché erano successe tante cose prima di lei. Lei in qualche modo era stata coinvolta senza saperlo. Erano arrivati i piemontesi e si erano dati il titolo di re di Sardegna. E io fermo per un attimo la mia narrazione, perché devo parlarvi di un'esperienza straordinaria. Io sono nato in Sardegna, ho frequentato l'istituto salesiano dove mi hanno insegnato tutto. Il primo giorno di scuola ricordo che fecero l'appello e tutti rispondemmo naturalmente presenti. Io ero la lettera M perché ero Medas, e io dissi presente. Medas, quello del teatro in lingua sarda? Nessuno conosceva, nessuno, di punto in bianco io l'ho conosciuto da tutti, quello del teatro in lingua sarda. E io, sì, beh, la mia famiglia fa teatro in lingua sarda da 50 anni, adesso sono 100 anni, qui il sardo non si parla, ricordalo. E così fui quello della lingua sarda. Ma io non avevo detto Seo in noi, avevo detto presente. Mi portavo serenza, come si dice, l'eredità dei miei genitori, senza aver aperto bocca praticamente. Succede qualcosa, io sono un attore, la mia famiglia fa teatro da tanti anni, nasce una manifestazione la cui prima volta è appunto il 28 aprile del 1996. La regia viene data a Marco Parodi, un grande regista che deve gestire centinaia di attori. Molti attori decidono di non partecipare perché ritenevano che la presenza di un regista di un altro luogo potesse limitare la bravura dei registi locali. Non entro nel merito della questione perché non è mai stata risolta. Fatto sta che la maggior parte degli attori importanti non c'erano, così che bisognava dare la parte di Efisio Pintore a qualcuno. Io quando vado da lui mi fa il provino e gli dico: senti, io lo sto facendo il provino perché questo è il mio lavoro, però se fosse per me non lo farei perché non è giusto che tu sia qui. Molto bene, ti do la parte di Efisio Pintore. E mi ha dato la parte del rivoluzionario, uno dei capi rivoluzionari. Devi andare anche a cavallo, non sono mai andato a cavallo in vita mia. Mi sono ritrovato a dover imparare ad andare a cavallo e quindi ho imparato anche a cadere dal cavallo e mi hanno salvato per un pelo. Le immagini raccontano tutto, che avevo la febbre il giorno dello spettacolo, il cavallo mi ha fatto volare in aria, sono caduto con la parrucca tutta storta, non sapevo più neanche dove ero. La mia prima esperienza con Sardegna è questa: c'erano 10.000 persone. Faccio il mio monologo contro i piemontesi che termina a fora sos piemontesos de Sardegna. Ricordo che come ho detto questa cosa mi sono emozionato come non era mai successo. Io non sapevo niente di tutto questo. Avevo capito che quei piemontesi di cui parlavano erano tutte le merde che ci avevano fatto vivere fino ad allora. E il mio era così forte questo sentimento di rabbia che dissi questa cosa e vidi tutti che piangevano. Piangevano, mi guardavano, mi toccavano, mi abbracciavano. E mi sono trovato davanti 10.000 persone che mi guardavano che dovessi dire una battuta. E io avevo finito le battute. Non sapevo cosa dire e dissi: a fare sos piemontesos, e tutti sì! E me li sono portati al bastione. Cosa voglio raccontare? E poi passo nuovamente la parola a questi ragazzi straordinari del coro di Nuoro. Sentite cosa tirano fuori. È la bellezza che contagia la bellezza. E i loro canti con la bellezza sono ancora più belli. Io non sapevo niente della storia della Sardegna. Per la prima volta avevo incontrato Efisio Pintore. E mi posi la domanda: ma chi è Efisio Pintore? Non so nulla. E ho cominciato a studiare. Sapete perché ho potuto studiare questo personaggio? Perché la regione sarda aveva finanziato gli editori che pubblicavano libri degli autori sardi. Diversamente io non avrei saputo niente. E comincio a sfamarmi e scopro un mondo. Chiudo con l'ultima immagine così ridiamo insieme. Faccio lo spettacolo, il primo spettacolo di De André l'abbiamo fatto noi, al Teatro Dal Verne con la Fondazione De André. Una cosa importantissima, ricordo. Alla sera facciamo una cena, perché gli artisti, non si sa perché, dopo gli spettacoli li invitano tutti a cena come se fossero dei pipistrelli che vivono di notte. Dormono anche loro ogni tanto, quindi devono dormire la mattina e tutti dicono: ah, mandroni, dormono di giorno, se sapessero le pene che devi fare cenando la sera dopo lo spettacolo. Comunque, questa sfortunata mi avvicina e mi dice, mi ricordo a casa sua, io dovevo essere gentile: ma voi sardi,
Voi sardi non ne avete di storia, non avete miti, non avete nessuno, anzi un mito lo avete, Gigi Riva. Io cosa potevo dire? Non ho detto niente perché è a casa sua, me sono andato a dormire, che era meglio. Il coro, vai. Compare Barbivatto che sposo, con la tanghino chi sa carraffina, hanno il pizzino da fumare cosu e a comare caffè de coradina. E a comare caffè de coradina, e a comare caffè de coradina, bimba. E pare sa cortita su cambosu, li pesa tu una volta in sa cucina. Dai un contento in mezzo a sa chisina, se sto ti stereo che cane un zosu. Se sto ti stereo che cane un zosu, se sto ti stereo che cane un zosu, limba. E su pizzino tutto sa fortuna, le che ne sa di stella se su vino, e li cantare in ghirio sa cantone, e li cantare in ghirio sa cantone, e li cantare in ghirio sa cantone. E i cantare chi usa cantone, rimba. Bene, professor Roman, perdonami, adesso racconterò la storia che lui ha raccontato in un modo diverso, perché la storia della Sardegna è così triste che fa ridere. Perché se tu analizzi dici è assurdo tutto quello che è successo, di tutto, ma la storia dei popoli è ridicola, perché da sempre il potere schiaccia gli umili e gli umili da sempre cercano di sopravvivere. Insomma, cosa succede? Che a un certo punto scoppia la rivoluzione francese, così sappiamo perché Sadi de Sasardin, come titolava in Campidano, perché Sadi de Sasardin? Perché a un certo punto la rivoluzione francese si guardò attorno e disse: oh, va portata la democrazia, allora si usava esportare la democrazia, no? Quindi ci portiamola in Sardegna, che ci sono questi poveri tristi, questi monarchi che sono i più sfigati del mondo, e gliela portiamo. E così mettono un sacco di navi in moto, con uno che si chiamava Treguet. Io ogni volta che lo raccontavo a scuola ricordo allora c'era Trezeguet e i ragazzi confondevano Trezeguet, il giocatore della Juventus, con l'ammiraglio che guidava le navi per andare a salire Cagliari. Erano tante navi e dentro c'erano le persone terribili che avevano fatto un sacco di cose, andavano nelle città, suonavano il corno, adesso vi leggiamo tutti i programmi della rivoluzione, poi li bombardavano, dicevano adesso che vi abbiamo portato la democrazia ve la pagate voi, pagate tutto. Insomma, così succedeva, diciamo così. Poi tanto ci penserà il professor Omar a mettere le cose a posto, delle cose che racconto io. Fammi giocare un po', permettimelo. Allora, quindi, questi erano arrivati in Sardegna ed erano arrivati poco prima di Natale. Si erano visti le navi, poi erano sparite perché c'era un po' di vento, le avevano portate via. E i sardi si erano molto allarmati, erano andati dal viceré, Monsieur Balbiano, gli avevano detto: oh, qua ci sono i francesi che stanno arrivando, questi socializzano le donne. Socializzano le donne, cioè noi non possiamo più avere le nostre donne che sono socializzate. E che è questa cosa? Poi vanno dai santi e li bruciano le chiese, bruciano tutto, dobbiamo fermarli. E cercano di parlare con il viceré, il quale il viceré dice: noi abbiamo avuto
non è che lo dice ai sardi, se lo dicono fra di loro, un segnale dal re dice di stare calmi, stare tranquilli, non fare casino, che tanto già le sistemano loro le cose. E così i sardi si erano trovati che nessuno li difendeva, erano andati da Monsignor Merano, l'arcivescovo di Cagliari, il quale era preoccupato perché socializzavano le chiese, diciamo così, cioè le donne e le chiese distruggevano tutto, li facevano club, sali di ballo, insomma una cosa bruttissima. Quindi a un certo punto vada, non si bambino e dice, senti, per favore, difendiamo i sardi, non posso. Perché non puoi? Perché poi se loro gli facciamo il favore di difenderli dalla rivoluzione francese, gli dobbiamo restituire il favore, noi favori non ne vogliamo fare nessuno con questi sardignoli meno che mai. Insomma, alla fine non vogliono fare niente. Monsignor Merano vende gli argenti della chiesa, rubano un'eredità che c'era di una signora che non ha ancora consegnata, mai più trovato quell'eredità, dice la usiamo poco poco per la guerra, spara su di là. E poi il vescovo di Sassari, lo stesso, vende gli argenti e armano i sardi. E i sardi scendono in strada e cominciano a sparare. I francesi sparavano, ma i cannoni non arrivavano. Cioè le pale di cannone non arrivavano. Diciamo, qualcuna è rimasta incastonata. Infatti Sant'Efisio esce per ricordare che quelle bombe non hanno colpito i cagliaritani. Poi si dice che c'era uno con uno specchietto che faceva dei segnali da Cagliari. E i francesi rispondevano, e vai a cercare chi è che aveva fatto vedere questo specchietto, non si sapeva chi era, io già lo so chi era, ma non ve lo dico, però c'era qualcuno che faceva questi segnali ai francesi, ed era un problema, c'è qualche traditore all'interno. Insomma, comunque, fatto sta, per farla breve, che alla fine decidono di sbarcare a febbraio dalla spiaggia del Poetto, quando la spiaggia c'era, perché poi la spiaggia non c'è più adesso. Allora c'era la spiaggia, era una palude gigantesca, i francesi decidono di dire vi prendiamo agli spalle come Monsignor Alberoni che aveva cercato di prendere Cagliari, ma da dietro, dalle spalle, passando da quarto, scendono dalle navi e si sistemano nella spiaggia del Poetto. La notte pioveva, onde, c'era un po' di tempesta, c'era già il cambiamento climatico da allora, diciamo così. I sardi erano spaventatissimi, prendono Sant'Efisio, lo portano fino alle mura e gli dicono Sant'Efisio, guarda, lo vestono da generale, Sant'Efisio nella testa cintaburata. E i francesi vedevano questo pennacchio che saliva e scendeva e dicevano Papole, l'arma segreta dei sardi contro di noi. Comunque i francesi sbarcano, vogliono andare verso Cagliari per invadere Cagliari, se non che a un certo punto succede qualcosa di incredibile. Sant'Efisio agisce. C'è un bellissimo libro scritto da Monsignor Merano, I miracoli di Sant'Efisio, scritto realmente, e quello fu il suo miracolo. Mentre erano lì i francesi sotto la pioggia, in mezzo alla nebbia e tutto quanto, che andavano in giro, facevano la guardia, a un certo punto un francese dice chi va là? Chi va là? Fermi o sparo! L'altro che sente fermi o sparo dice no, chi va là io? Chi va là io? Poi si sparano gli uni con gli altri e poi si spaventa e dice ci stanno sparando. Erano loro che si sparavano fra di loro, fuoco amicissimo, scappano, una nave viene colpita da un fulmine, si incendia e la rivoluzione francese se ne va. Sant'Efisio ha mandato via. I sardi scrivono una lettera, ma non i sardi è un eufemismo. Quei 50 cialtroni che c'erano nel Parlamento sardo scrivono al re e dicono noi e Sant'Efisio abbiamo salvato il tuo regno dall'invasione dei francesi. E scrivono una serie di 5 domande nelle quali domandano non ci sono i sardi, ci sono solo loro che vogliono favori per loro, cioè vorremmo questo, vorremmo. Sapete come sei nella politica, io mi sono candidato, mi devi dare un posto, in questo caso non è una candidatura, ho combattuto coi sardi, abbiamo sconfitto Sant'Efisio che ha fatto il miracolo e quindi ci devi dare 5 cose, poi ve lo studiate e vedete che cos'è. Naturalmente il re, consigliato dal suo ministro, ma lascia perdere, in piemontese per non in cagliaritano, ma lascia perdere che questi non, Sant'Efisio ha salvato Cagliari, ma stiamo scherzando, in francese sempre. Insomma alla fine il re non ascolta nessuno e a quel punto i sardi si arrabbiano e dicono Pizzolo, Gerolamo, che farà una fine bruttissima, dice Agosto succeduto studiato a Sommari, scrive una lettera a Cabras e a Pintor, cioè io interpretavo lui, e dice buttiamoli a mare. E si preparano per il 5-6 maggio, ma c'era Chicchino la spia che è andato e ha detto oh, guarda che perché le spie ci sono sempre in Sardegna, che fanno le spie per motivi diciamo così personali. Oh, guarda che il 5 o il 6 maggio questi devono fare mettiamole.
E loro vengono a sapere da un'altra spia che dice guarda che la spia ha fatto la spia, ha detto tutto. Allora facciamo il 4 maggio, niente da fare. Allora lo facciamo il 1 maggio, va bene, il 1 maggio. E invece il 28 di aprile vanno ad arrestare i soldati carabinieri, me, l'avvocato Pintor, ma non arrestano me, ma mio fratello gemello, che era più magro di me però. Arrestano lui, l'avvocato Cabras, e li portano in prigione. A quel punto i caderitani si arrabbiano e mandano via. Questa è Sardegna. E io ricordo ancora questa gente in piazza Palazzo che io gridavo perché non sapevo che cavolo dire in quel momento, e mi è venuto fuori l'unica battuta possibile che potevo improvvisare in quel momento, che era a Fora, sono Piemontese della Sardegna, e le persone che dicevano com'è lo stadio? Sì, sembravo, sapete quella Taylor che canta, fa i concerti, sembravo lì, 10.000 persone non l'ho mai avuto in tutta la mia vita. E così nasce Sapienza Sardegna. Diciamo che il mito è importante, ma la verità anche. Andiamo col secondo canto.
Ci siamo circondati di bravissimi musicisti, lui è Mauro Nibelli, loro sono il coro di Nuoro e stiamo rendendo questo tramonto lento, qualcosa di speciale. Che cosa volevo dirvi? Una cosa che chiaramente io ho un po' rivoltato lo spettacolo e molte informazioni vi sono state date prima, quindi ho un po' cambiato tutte le carte in tavola, io sto rabberciando un po' di pezzetti di filo da tutte le parti. Volevo parlarvi di un certo Pasquale Onnis, che pochi conoscono, uomo morto in santa pace nel suo letto a Mandas. Chi è questo Pasquale Onnis? Allora, intanto vi devo dire che c'era un concetto che a un certo punto è passato verso il 1776 di un certo Adam Smith, che la proprietà privata era il modo in assoluto migliore per lo sviluppo della società. E quindi lentamente tutti si uniformano a questo modello di finanziamento, di finanza, che in qualche modo, secondo tutti, avrebbe portato la società civile ad avere degli sviluppi enormi. Prima una piccola parentesi, volevo correggere un errore, non è l'Associazione Nazionale Sarda, perché l'Associazione del Temi ha a che fare col terzo settore e con le partite IVA, è un'assemblea. L'assemblea invece è un'altra cosa, l'assemblea è una volontà di cuore, per cui le persone si riuniscono attorno a un tema, che avete capito benissimo. Quindi correggo l'errore, chiedo scusa, non vedevo l'ora di dirlo. Torniamo alla nostra narrazione. Questo Smith inventa la proprietà privata e i piemontesi, tramite tutta una serie di persone che avevano cervello, pensano che per noi sia lo stesso. E qual è il modo migliore per fare la proprietà privata? C'è solo un'unica maniera, anzi due maniere. Tancare. Perché tancando tu definisci la tua proprietà. E siccome per tancare bisogna avere a che fare col diritto, ecco che spuntano i fucili. Con i fucili si tanca meglio. Io stesso sono parente di un grande tancatore che si chiama Pepipeo di Villacido, che era un grande tancatore, per cui conosco la storia più o meno di come funzionava. Quindi il suo fucile funzionava molto bene e aveva molti ettari di terreno. Tanto poi è morto e li ha lasciati lì, quindi voglio dire, qualunque cosa abbiano fatto. Insomma, anche qui sembra una buona idea, sembra una bellissima idea. E c'era un'abitudine straordinaria allora, lui era nell'ufficio del catasto. Allora, sapete, l'abitudine veramente di allora, c'erano le tangenti. Si pagavano delle tangenti e così si poteva... e questo si prendeva, per esempio, 400 monete più 4 montoni, così. E lui, per esempio, comincia a frugare sulle carte e dare alle famiglie che pagano la tangente, modificare le carte. Prendo queste informazioni da una tesi di laurea di un signor De Marcus,
che è molto sostanziale, c'è molto di più, non sto a raccontare tutto, molto interessante, ma anche Monsignor Alberti ha scritto delle cose molto belle su questa storia. Così cominciarono col fucile a tancare dappertutto. C'è una famosa leggenda di Sisi Nessi che racconta il clima che c'era allora. Sisi Nessi era un bandito, c'è una leggenda che dice, mi sembra che lo cita la Turchi, dice che a un certo punto aveva tancato tutto attorno, Sisi Nessi doveva far bene le pecore, e dice come faccio? Bah, paghi, ma poi io ho sempre bevuto gratis, c'era la sorgente per le mie pecore, quindi tu mi fai bene. No, non ti faccio bene, o paghi o non ti faccio bene. Ah, così è. E la leggenda dice che prende la testa di questo signore e la mette nella vasca e dice allora bevi tu. Questo era il clima che c'era allora, si chiama un clima infernale, dove i nuoresi vanno e smontano i muretti, l'esercito va e rimonta i muretti, e così il re cosa fa? Manda un certo brav'uomo, Antonio Rodriguez, nel 1832 a Nuoro, e le donne vanno subito a trovarlo per dire guardate, non possiamo andare avanti così, noi non sappiamo, quando questi tornano dalla transumanza, cosa facciamo? Non ci hanno tolto le terre, non abbiamo più niente di andatico, legnatico, ci hanno ridotto in miseria. E lui cerca di fare qualcosa, ma l'ambiente era colluso, erano tutti d'accordo. Distribuzione di denaro in perimetri molto stretti e non riusciva a fare niente. Tant'è che o il Mureno o la Kenza, non si sa chi, scrivono Tancas Serradas e lo raccontano benissimo tutto quanto. È una poesia straordinaria. Monsignor Bua, i preti, e là è una cosa incredibile, ricorda un convegno di cantadores, dice ma i cantadores di una volta, certo i cantadores di una volta avevano la lingua lunga e dicevano le cose scomode, per cui doveva intervenire ogni volta Monsignor Bua a dire, dice com'è che li condannavano per eccesso di libertà. E li doveva far scappare, se no li ammazzavano tutto, li buttavano dalle montagne, insomma avevano una lingua lunga e raccontavano una realtà che nessuno raccontava. Ma se ci pensate bene anche oggi, cos'è che manca nella narrazione di ciò che sta accadendo sul serio? Uguale, identico. Lì lo facevano i preti, in canonica, raccoglievano i fedeli, dicevano, ho fatto questi versi, cosa ne dite? E leggeva i versi e i suoi parrocchiani capivano che quel buon pastore era distratto. Non andava a raccogliere le pecore alle smarrite. Comunque Don Bua ha fatto un sacco di cose, ha fatto diventare città anche Monsignor Bua Nuoro, quindi gli si devono tante cose. Poi a un certo punto, siccome non concludeva niente, ne mandano un altro, questo Giovanni Antonio Tola, il quale girava per Nuoro con un panno, non toccava nessuno, era proprio schizzi udeciso, odioso, con un piccolo drappello di uomini che andavano, sparavano, imprigionavano, e chi si lamentava finiva in prigione. Chi è che si erano presi le terre, diciamo così? I Segra, i Pes, i Sanna, i Costa, i Manca, i Carroni. Questi sono documenti, non sto inventando nulla. E sono queste persone che creano un gap, tra l'altro, nei confronti degli altri, enorme, che ci sono voluti anni per arrivare a chiudere quel gap. Comunque succedono tante cose, non voglio annoiarvi, sono state già raccontate tutte. E arriviamo all'ultima parte della nostra narrazione, mi fermerei qui dando spazio di nuovo al coro e quindi ritorneremo a Paschedda e chiuderemo la narrazione finale, che abbiamo preso, come vi ho già detto, fa ridere, è talmente drammatica la storia della Sardegna che fa davvero ridere. Sei
Custa populo se sora de estirpar esos abusos. Ed eccoci arrivati all'ultima parte della mia narrazione che spero vi abbia fatto ridere. Stiamo ridendo delle nostre lacrime, perché alla fine è meglio riderci, è passato quel tempo. Intanto gli abbiamo fatto la lista delle cose che non devono fare, certi signori, gliel'abbiamo ricordato, così insomma bisognerebbe mandarlo via YouTube, via TikTok, per ricordarlo. Allora, a un certo punto, guarda, incredibile, vorrebbero fare la ferrovia a Nuoro. La ferrovia a Nuoro, vi ricordate? Già nel 1800 forse si poteva fare. Però come si fa questa ferrovia? Con i vostri soldi, con i soldi dei... E non ne abbiamo, i ricchi i soldi non ne avevano, i michini non potevano metterlo. Quindi cosa dice? Ma ci sono le terre a uso civico, possiamo vendere quelle, tanto sono di nessuno. No, perché noi dovete sapere che quello che è di nessuno è di tutti, no? È così. Per cui dice, possiamo vendere. Ma non si possono vendere? No, si vendono perché c'è un decreto, si può fare e se non lo fanno li commissariamo, quindi devono farlo. E nasce un dibattito interno molto violento, perché non tutti sono d'accordo, perché sanno benissimo cosa succederà ai nuoresi se quelle terre che vengono utilizzate ogni anno per la povertà vengono prese e vengono vendute. E così cosa succede? Succede che all'interno della giunta nascono dibattiti piuttosto feroci, tant'è che subito cosa succede? Vengono divise in lotti con delle decene. Le decene. Naturalmente ci sono un sacco di prestanomi, allora si usava così. Anche oggi, non è cambiato molto, l'uomo è sempre uguale. Si fanno queste decene, a pagamento dice pagami la metà subito, il resto me lo paghi a babum mortum, una cosa del genere. E così dice, tutti si buttano lì, possono prendere tutte queste decene, il 17 settembre viene presentata la lista dei candidati, ma sbagliano e viene fatto ricorso. Per cui bisogna rifare tutto da capo. Col governo che dice, voi siete in default, il comune di Nuoro non ha soldi, dovete tirare fuori i soldi. Sì, vendiamo le terre dello civico, tanto sono di nessuno e possiamo fare soldi, facciamo cassa. Allora succede che si arriva proprio perché dovevano fare, in ogni caso bisogna dire questo, non potevano non farlo, lo avrebbero fatto lo stesso perché sarebbero stati commissariati. Quindi Pirisi cosa fa? Pirisi Siotto passa tutto dalle dimissioni e sale Gallisari. E Gallisari, controllo sicuro? Mi do controllo. Pirisi Siotto, sì, è vero, hai ragione. Pirisi Siotto firma questo decreto e così anche lui scappa.
E naturalmente il 23 viene firmato, il 27 devono lasciare tutte le terre e nessuno fa nulla. Cosa succede? Scatta un meccanismo terribile, perché loro lo sanno bene che se gli uomini si ribellano li sparano. Questo me l'hanno raccontato i minatori. Nello grande sciopero del 48 si mossero le donne, perché le donne le mani addosso non gliele mettevano. E siccome loro erano dentro le miniere, li tenevano perché dicevano non li facciamo uscire, così usciranno per fame. Le donne si erano riempite di salsicce, di formaggio, nelle gonne, quindi non le potevano frugare, entravano in miniere e li portavano da mangiare. Quindi non le toccavano le donne. Per cui Pasquetta si sente investita in quel momento, uscendo da quella messa, con quel Vangelo del buon pastore che non passa mai, che è sempre in ritardo quando deve passare e non passa. Lei esce fuori dalla chiesa e ha dentro, voi potete immaginare una donna che non parla, che è una vedova, che ha una posizione sociale ben definita, e tutti noi veniamo da una storia nelle quali le vedove avevano una posizione molto ben definita, essere invisibili e portarsi appresso tutta la famiglia sulle spalle se rimanevano loro e non i mariti. I mariti si risposavano, le vedove un po' meno. Esce con questo dramma, voi potete immaginare 10 figli, le terre dove lei porta i maiali, dove mangiano le ghiande, l'acqua tolta. L'indomani arriverà l'esercito, li manderà via tutti. Dove sono gli uomini? Perché non ci sono gli uomini? Esce fuori e si mette a gridare, come deve fare chiunque abbia fame. Noi non stiamo gridando più, ma gridare non è quello che si fa facendo quelle cose lì. Per gridare bisogna avere la fame, per gridare così e svegliare le persone addormentate che hanno paura, perché poi le persone hanno paura. Siamo tutti bravi a fare rivoluzionari su Facebook. Poi al lato pratico non devi gridare e dire io ho fame, i miei diritti li voglio, perché tornavo su con Notu per anni è diventato uno slogan politico. Lo usavano tutti, poi ci dicevano tutte le loro cose simpatiche, poi dicevano torniamo su con Notu e tutti eia! Ma non sapevano che dietro questa frase c'era la fame, non c'era nessun manifesto politico. C'era il diritto, c'era la giustizia, c'era quello che fa di un popolo, che ha una voce sola, la voce di Pasquetta che grida torniamo su con Notu. Era stato un furto. Infatti avete notato che non lo usano più, non lo fanno più, per fortuna. Pasquetta grida, le donne si fermano. Se parla lei, che è una vedova che non parla mai, che usa le parole come i dolci della festa, solo una volta all'anno e devono essere buoni, vuol dire che sta dicendo qualcosa che è un dolce buono. Si fermano e l'ascoltano. Se uno grida dappertutto lo prendono per matto, ma lei non la prendono per matto. Perché lei dice, signori, noi ci stanno portando via tutto, il futuro, tutto. Cosa fate? State qui fermi. Dove sono gli uomini? Dove sono gli uomini? Ricerca, gli uomini non ci sono solo le donne che vanno alla messa. Gli uomini sono alle betole abbassavano le serrande quando c'era la messa perché non si poteva, però erano dentro. Sentono queste grida, si avvicinano anche loro. Ci stanno portando via il futuro, dovete ascoltarmi. E tutti la ascoltano perché lei parla così poco che quando parla, come dice Sata, le parole valevano tanto. Oggi con le marche da bollo le parole non valgono più niente, sono diventate un processo amministrativo, burocratico. Ma quella non è burocrazia, è fame. La fame di tutti i popoli che si riassume in sintesi nel cuore di questa donna che grida ho fame, torniamo su con Notu. E chi può non ascoltare questa donna che grida in questo modo? E allora tutti escono dalle case e dicono che succede Pasquetta? Ma l'avete capito che ci hanno portato via le terre? Le nostre terre. Non dice le mie terre perché il concetto di proprietà privata ancora non è arrivato, poi arriverà, cambierà tutte le lotte politiche, perché per vincere le battaglie bisogna essere capaci di lasciare, non di prendere. E se noi continuiamo a fare le lotte politiche per prendere, pensate, vi voglio dire solo questo. Nel 1867, l'anno dopo, a Chicago c'è una grande manifestazione di operai che lottano per le 8 ore, più 8 ore, per 8 ore. E Pasquetta Zhao in Sardegna, perché non aveva conosciuto Marx, non aveva conosciuto tutto quel fermento operaio, non aveva partecipato al congresso di Ginevra, dove si mettevano le basi del socialismo, poteva gridare solo torniamo su con Notu, lo slogan politico più potente mai inventato sulla nostra terra di una donna che non si è mai candidata e non faceva parte di nessuna lista elettorale. Tutti sono con lei. Se li porta appresso, provate a immaginarlo. Perché proviamo a immaginarlo con gli occhi da sardi, però, non con gli occhi da film americano.
Non si fanno queste cose in Sardegna, che non zega, del macco. Lei no. Lei si porta presso tutta a Nuoro e arrivano fino alla casa del prefetto e parlano col prefetto che si affaccia. Io me lo sono immaginato con i baffi ancora dentro quelle retine che si mettevano nei baffi per conservarli, erano di moda tutti arrotolati, che si affaccia con la vestaglia. Che c'è? No, sul prefetto, noi vogliamo queste terre, ce le stanno portando via, fa qualcosa, fa qualcosa. E lui cosa può fare? Ma anche Pilato ha detto a Gesù: portatelo da Erode, burocrazia, gli mettete la marca da bollo, portatelo. E Erode prende Gesù e dice: no, portatelo da Pilato, un'altra marca da bollo. Stessa cosa. Allora vai al comune, vai da tutti gli amministratori, vai, io non c'entro niente, sono solo il prefetto. E quella massa di persone si toglie la fardetta. Immaginate questo gesto meraviglioso. Si toglie la fardetta e la solleva e dice: seguitemi. Non ve lo immaginate? Queste persone che si muovono tutti assieme vanno verso il municipio e lo trovano chiuso, perché è sempre chiuso, questa metafora così potente di questo municipio chiuso. Non mi riferisco a un municipio in particolare, mi riferisco alla casa della burocrazia, che per noi è sempre chiusa, anche se muori, anche se non ce la fai, non gliene frega niente a nessuno. E allora ecco che viene questa orunese con un'ascia in mano, cioè una manifestazione, c'ha un'ascia, prende l'ascia e apre, e quel gesto è un diritto. Quel gesto è il nostro diritto, apre la porta, entrano dentro il municipio, prendono le carte, dicono: queste sono le carte che ci hanno rovinato. Queste, come diceva in una commedia, tu porti un agnellino, scrivono il suo nome sul pezzo di carta e ti danno il pezzo di carta, e l'agnellino se lo tengono loro. Ecco cos'erano queste carte. Erano un furto con una marca da bollo sopra. E nessuna parola valeva, nessuna. Perché quella forza di quella burocrazia è un drago. E ci voleva una San Giorgio chiamata Pascheda per distruggere tutto. Cosa fa? Prende e brucia tutto. Ed ecco che arrivano i soldati che non attaccano subito, perché capiscono che questi sono dei poveri disperati. Non attaccano, non sparano, e questi danzano attorno a quelle fiamme. Immaginatevi questa danza su quelle fiamme. Questi uomini e queste donne che danzano perché si sono liberati di tutta quella rabbia che avevano dentro e hanno bruciato tutto, anche se sanno che non cambierà niente, anche se sanno che perderanno, ma non ha importanza. L'importanza è da gridare: prosa su con noi. Arrivano i soldati, arrestano tutti, li portano in prigione, naturalmente, perché hanno bruciato le carte e hanno rovinato tutto un lavoro certosino dei burocrati che hanno rimesso a posto il catasto di Nuoro, così deve rifare tutto da capo. Li mettono in prigione e nasce un problema. Cosa sta succedendo in Sardegna? Che anche gli affamati si permettono di gridare. Non è che è arrivato Max e noi non ce ne siamo accorti. Pericolosa sta storia. Allora Sproni, che comunque era un uomo di cervello, capisce che deve intervenire. E Pascheda Zao e tutti gli altri vengono perdonati. Quindi non è che non hanno colpe, ce le hanno, sono colpevoli di avere fame, come tutti gli affamati del mondo sono colpevoli di avere fame. Allora noi abbiamo fatto un lavoro, 10 anni, è stata una fatica enorme, 10 anni abbiamo combattuto col mondo, anche gli uccellini lo dicono, sentite, perché volevamo riconsegnare Pascheda a Nuoro, perché per me questa è davvero Sadiresa Sardegna. Perché dentro ci siamo noi protagonisti, che abbiamo bisogno di giustizia, abbiamo fame, abbiamo bisogno di stare insieme, abbiamo bisogno di volerci bene, abbiamo bisogno di governare insieme, perché se non impariamo a governare insieme non possiamo governare. E allora quindi noi abbiamo fatto per anni questo e siamo arrivati al 10° anno e siamo arrivati al punto di svolta, cioè il punto di boa. Il comune Casa Martoni è il simbolo del nulla. Pensate, abbiamo inventato un anno Pascheda Manga, l'abbiamo disegnata nelle pareti era bellissimo. Abbiamo detto: stampiamo degli adesivi, mettiamo questo adesivo in tutti gli edifici storici abbandonati di Nuoro e così lanciamo un segnale. Ci hanno denunciato, condannati a pagare 40.000 euro perché siccome possono andare a fare la pipì le persone lì dentro Casa Martoni, ma non possono fare un'opera d'arte chiamata
Paschedda, Manga. E noi abbiamo capito, al potere dà fastidio, che si dica che chi ha fame ha diritto di gridare. Quando Andrea Soddu con me ha inaugurato Piazzetta Paschedda Zao, perché c'è una via dedicata a lei, io gli ho fatto solo questo discorso. Sappi che tu oggi stai dicendo una cosa importante, che i ribelli hanno diritto di essere ascoltati. Perché se è vero che c'è una donna segreta che mette un fiore alla Kenza ogni anno, è anche vero che tutti gli anarchici, quelli che lottano, quelli che hanno fame, possono mettere un fiore qui nella targa di Paschedda. E allora quindi, umile vostro servitore, chiudo qua la mia narrazione e vi ringrazio per avermi ascoltato in questa rivoluzione. Devo dire che è stata bellissima la vostra provocazione, ragazzi. Mi avete costretto a cambiare totalmente lo spettacolo, perché avete raccontato tutto voi, ho preso al balzo tutto e ho fatto questa che spero che vi sia piaciuta lo stesso. Con i miei amici Mauro, Mibelli e il coro di Nuoro che chiude, vero? Chiude con un bellissimo canto. Grazie! E Marietta tutto storata, girava chissà broccata e stiritta, 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 girava girava chissà broccata e stiritta, girava chissà broccata e stiritta, girava Uffanne sa su un gran poverita, ma chi attaccata passi usare ressata, e da savarde te distrazzulata, che sia tu una chicca da via itta, 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 che sia tu che sia tu una piccola mia itta, che sia tu una piccola mia itta, che sia tu una e mentre si andava a gai, 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 mentre si andava a gai, e 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 mentre si andava a gai, si saprò che chi mi accavattuna murichessa.
Sì. Dillo al microfono. Oppure ti voglio... Aspetta. Allora, vieni Anna, la presidentessa dell'Associazione Pasquale d'Azzao. Mauro vorrebbe dire qualcosa. Vai, Mauro. Volevo ringraziare per avermi invitato. Mi capita di suonare in tutto il mondo, però io oggi ho assistito a una delle cose più belle che mi sia mai capitato. Sentire il loro coro, la loro voce, per me è un grandissimo regalo che mi porterò nel cuore per sempre. Quindi ringrazio voi, ma ringrazio loro per la splendida interpretazione. Grazie. Ho dato il microfono, volevo dire l'ultima cosa, poi taccio per sempre, cioè per ogni, voglio dire. Casa Martone è la casa nostra, è la casa vostra, non può stare in quelle condizioni. Bisogna fare un appello al sindaco, al presidente della giunta regionale. Nuoro deve avere la sua casa, non costa tanto rimetterla su, ci vuole la volontà di tutti. Diamo un segnale a Nuoro. Non è polemica questa, non sto facendo politica. Quella casa deve essere riconsegnata ai nuoresi. Allora, sentiti ringraziamenti per Gianluca Medas innanzitutto, perché senza di lui stasera insomma non ci sarebbe stata questa giornata. Tutti noi. È riuscito a restituirci Paschedda, a farcela rivivere, è riuscito a farci emozionare. Ringrazio anche il coro di Nuoro, grazie mille di essere stati con noi. Ringrazio ovviamente anche Tonino Froghieri che è qua, senza cui l'associazione Paschedda Zao non esisterebbe. Ringrazio anche la collaborazione della Proloco, del presidio turistico nuorese, quindi il suo presidente Alessandro Melis. E ringrazio voi di essere stati qua quasi tutta la giornata, veramente senza di voi non esisterebbe, la memoria non potrebbe esistere senza la vostra presenza. Grazie mille. E anche Mauro Mibelli, ringraziamo, se no ce lo dimentichiamo. Non andate via, dividiamo qualcosa insieme, magari parliamo pure. Grazie davvero, grazie Nuoro.